Il problema esiste, è un problema probabilmente mai affrontato in precedenza, affrontiamolo, le soluzioni ci sono. Sarebbe meglio avere oro o litio, ma se c'è arsenico dobbiamo fare attenzione a gestirlo nel miglior modo possibile. Vogliamo essere informati costantemente e avere le informazioni e le garanzie necessarie. Non vogliamo assolutamente adottare delle misure che possano in qualche modo mettere in pericolo, a rischio né la popolazione né l'ambiente. Qua arriviamo in cima, dove passiamo sopra il primo tubo e dopo cominciamo a scendere, curviamo e ci mettiamo a fianco. E tra questo il primo tubo e il secondo tubo ci sono circa 12 metri di distanza. In altezza? Sì, di altezza. Un lungo tunnel di cantiere, neon colorati, condotte da reazione, installazioni alle pareti. Adesso arriviamo in fondo, dove ci fermeremo, lì ci sono delle caverne, la fresa che ha scavato qua è stata smontata giù in fondo e poi pezzo per pezzo portata fuori. Il cunicolo d'accesso della seconda galleria del Gottardo finisce qui, in questa specie di anfiteatro nel cuore della montagna. Gli zaini arancioni potete lasciarli qua. Qua ci troviamo a 5 km dal portale di Airò del secondo tubo della galleria del Gottardo. C'è un cunicolo che ci collega all'asse della seconda galleria. Proprio qui è cominciato lo scavo del secondo tubo. Allora, qua stiamo scavando il secondo tubo, è una delle parti d'opera che stiamo incominciando sull'asse del secondo tubo e siamo nella zona disturbata. Abbiamo già scavato 30 metri in questo ammasso disturbato. Che tipo di roccia abbiamo qua davanti? Sono degli igneis con alternanze con roccia di faglia. Si avanza a fatica con questo martello demolitore, circa mezzo metro al giorno. Davanti ai minatori 300 metri di roccia problematica, non adatta allo scavo con la fresa, molto più rapido. È una roccia debole, diciamo friabile, che potrebbe bloccare la testa di una fresa al suo passaggio e questo rischio non si voleva correre e per questo si fa lo scavo tradizionale di questa tratta di 300 metri. Questa zona disturbata vi ha colto di sorpresa o la conoscevate già? Era nota questa zona e quindi si è pianificata nel dettaglio l'attraversamento. Una complicazione prevista e preparata da tempo. Il San Gottardo è la montagna geologicamente meglio studiata del paese, eppure qualcosa è sfuggito. Le fresatrici inizieranno a scavare la seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo e dovranno fare i conti con un ostacolo in più non preventivato, l'arsenico. Il nostro rapporto geologico, che è stato redatto da specialisti, quindi da geologi, da specialisti del campo, non prevedeva di incontrare questo tipo di strati. Questi sono dei cristalli abbastanza grossi, non comuni, difatti normalmente sono di qualche millimetro. La arsenopirite si presenta in diverse forme, si può presentare in forma massiva, ossia senza nessuna cristallizzazione, oppure in forma cristallina come in questo caso. Ecco la protagonista di questa storia, una pietra nero-argento. In questo negozio di rocce e minerali ad Esio, vicino a Monza, ce ne sono diversi esemplari. Si chiama arsenopirite, è un minerale e si trova naturalmente nel nostro sottosuolo. Contiene dell'arsenico, metallo pesante altamente tossico e cancerogeno. L'arsenico è velenoso in milligrammi, però uno lo può toccare benissimo in questa situazione, non crea nessun problema. Il problema è quando viene macinato e quando si crea delle polveri. Una volta macinato e posto all'esterno con le acque meteoriche, se strappano l'arsenico e finiscono nella falda, possono creare problemi. Quindi va gestito bene. Come sempre, se sono poche tonnellate è possibile prenderlo, sistemarlo in un cassone di cemento. Una volta chiuso il problema non sussiste più.
invece se sono migliaia di tonnellate va gestito diversamente. Allora, adesso vi faccio vedere il profilo geologico di prognosi del comparto sud del secondo tubo del Gottardo. Vari colori indicano una roccia differente. Le zone problematiche per il tema arsenico sono la zona Sasso Rosso, quindi tra 1 chilometro e 1,5 chilometri grosso modo dal portale di Airolo, e nella zona Sorescia, che si trova in questo settore. Prima domanda: il veleno nella roccia è un pericolo per chi scaverà la galleria? Abbiamo comunque avuto un'interfaccia con la SUVA, non è stato identificato un problema per le maestranze, è effettivamente un problema di gestione materiale. Com'è possibile che l'arsenico non sia stato previsto? Allora, questo rischio non è stato ritenuto rilevante in fase di progetto, in quanto comunque anche la documentazione che c'è sul monitoraggio delle acque della regione non rileva la presenza di tenori di arsenico nell'acqua, diciamo, rilevante per questioni di salute. Arsenico nel Gottardo, per i responsabili del progetto secondo tubo, non era un tema. Altre voci pensano, al contrario, che ce lo si sarebbe dovuto aspettare. Da quanto si sa della presenza di arsenico sotto la montagna? Sicuramente da almeno 50 anni, da quando si è scavato il primo tunnel autostradale. Erano stati trovati dei cristalli contenenti arsenico in almeno 5 punti, uno dei quali in superficie. Questo solo sul territorio del Canton Uri. Peter Amacher cerca e sorveglia minerali per conto del Canton Uri. Nel suo studio ci mostra questo libro d'epoca. È un libro di 50 anni fa. I minerali del massiccio del Gottardo. Esatto. Vede qui enorme cristallo d'arsenico. Qua un altro, arsenopirite al metro 5551. Questi sono 4 dei luoghi di ritrovamento, 3 sono nel tunnel e uno qua. Quindi l'arsenico nel Gottardo non è una sorpresa. No, per me no, assolutamente. Map.geo.admin sono le cartine dell'Ufficio federale di topografia, accessibili a tutti. Un clic ed ecco la mappa che mostra le concentrazioni di arsenico nel suolo. Evidenze di presenza di arsenico sotto il San Gottardo, proprio lungo il percorso della galleria autostradale. Eppure non ci si è pensato. Il problema emerge a maggio 2023. 3.000 tonnellate di materiale del Gottardo vengono buttate nel lago dei Quattro Cantoni per un progetto di rinaturazione. Solo dopo l'operazione, la scoperta: questi detriti contengono arsenico. Analisi successive escludono rischi per gli esseri umani, ma non per gli organismi acquatici. Il Canton Uri blocca tutto. L'utilizzo del materiale contaminato nel lago non è più permesso. Bisognava prepararsi meglio al tema arsenico. Mi sono informato e ho detto: cosa? Nella letteratura scientifica non ho mai visto niente che indicasse una sua presenza massiccia o che avesse dovuto convincere i responsabili del progetto ad effettuare studi preliminari prima di iniziare gli scavi. Geologo e professore onorario all'Università di Losanna, Hans Rudolf Pfeiffer è tra i massimi esperti di arsenico in Svizzera. Penso che un collezionista di minerali che guarda la bellezza della roccia ha un punto di vista diverso rispetto a chi studia la geologia nel suo insieme. Il fatto che si possano trovare alcuni minerali contenenti arsenico in una montagna non significa che la sua geologia presenti grandi quantità di questa sostanza.
È vero che il problema magari non era nei radar perché non ci si pensava, ma i sondaggi geologici avrebbero dovuto far suonare qualche campanello d'allarme. Dipende. Quando si scava un tunnel, l'attenzione degli ingegneri va soprattutto alla stabilità della roccia. Le questioni geochimiche e gli elementi contenuti nelle rocce non sono fattori centrali, tranne se ad esempio da qualche parte fuoriesce dell'acqua con caratteristiche sorprendenti. Dunque onestamente capisco che nessuno si sia posto il problema. In totale 37 tonnellate di arsenico, 100 mg per ogni chilo di materiale estratto dalle due zone riguardate. È la stima che risulta da un'analisi voluta dal Cantonuri dopo la brutta sorpresa nel lago. La soglia massima fissata dalla legge per riciclare liberamente il materiale di scavo è di 15 mg al chilo. Un limite di 30 viene suggerito se la sostanza è d'origine naturale. I dati veri li avremo quando il materiale verrà scavato. In questo momento si parla di 365.000 tonnellate di materiale potenzialmente con arsenico. Dalle analisi che abbiamo fatto abbiamo visto che non tutte le tratte sono completamente con la presenza di arsenico. Di questi 365.000 probabilmente 100.000 tonnellate possono essere con un contenuto di arsenico superiore ai 15 mg al chilo. Le antenne dell'Ustra sono sollevate, ora la questione è monitorata molto attentamente. Il tema è delicato perché è un tema sensibile. È un tema sensibile, in particolare per la popolazione, un tema sensibile, per cui si vuole veramente riuscire a trovare una soluzione che lasci tutti tranquilli. Con il capo progetto del secondo tubo ci spostiamo nel deposito di Stalvetro. Qui ci troviamo nell'area A18, è un deposito temporaneo dove stiamo portando via il materiale che si è accumulato durante le fasi di scavo del cunicolo di accesso. C'è anche il materiale contenente arsenico? Qui c'è il materiale contenente arsenico che è stato scavato durante la prima fase. Lo vediamo qua delimitato con questi nastri bianco e rossi. Poi è stato ricoperto con materiale pulito sia sopra che lateralmente e questo deposito ha un sistema di drenaggio che ci permette di raccogliere tutte le acque di infiltrazione e vengono poi trattate, convogliate e trattate in un impianto di trattamento delle acque. Cosa succederà con questi detriti dopo il dietrofront del Cantonuri? Le poche tonnellate già custodite qui e le molte migliaia che arriveranno quando gli scavi raggiungeranno le zone geologiche problematiche. Una parte potrebbe anche essere lasciata qua su questo deposito perché alla fine questo sarà anche un deposito definitivo. Un altro scenario è trasportare questo materiale e utilizzarlo per la copertura della galleria di Airolo. Fra 10 anni, nel 2031, Airolo avrà un nuovo volto e una superficie più grande di un terzo rispetto a quella attuale. Con questa ricostruzione grafica concentratevi su autostrada e ferrovia. Ecco come potrebbe trasformarsi quell'area, in appunto una zona verde di 22 ettari o se preferite 220.000 metri quadrati. Venga. Passi alla visione di tutto quello che sta succedendo e succederà sul territorio. Tutto quello che è dopo i binari, a partire da sotto, quindi vicino alle gole di Stalvedro, per circa 1 chilometro fino al capannone là in fondo, verrà coperta l'autostrada e qua diventerà verde. Negli ultimi 60-70 anni abbiamo perso metà della popolazione, ecco che un progetto di queste portate ci dovrebbe permettere, se ben pensato, ben strutturato, di invertire questa tendenza e riposizionarci come un villaggio di montagna dove abitare, dove passare le proprie vacanze, dove passare del tempo. Lo scavo del secondo tubo come grande occasione di rilancio, arsenico permettendo. Sono 4 gli interventi parlamentari inoltrati in merito, a livello federale, cantonale e comunale.
Solo uno ha per il momento ricevuto risposta, l'interpellanza di Greta Gysin a Berna. Va tutto bene, dice il governo, non esiste alcun pericolo né per l'uomo né per l'ambiente. Sono delle risposte molto evasive a delle domande che comunque erano precise, che a mio modo di vedere non tranquillizzano veramente su quella che è l'analisi della situazione e il poter escludere veramente con assoluta certezza che non ci siano problemi a depositare questo materiale contaminato da arsenico ad airolo. In un progetto di questa portata mi aspetterei massima trasparenza, anche per non far sorgere delle preoccupazioni o dei dubbi che forse sono anche inutili. Anche ad Airolo sono emersi dubbi e perplessità, a farsene portavoci dei medici del villaggio. L'arsenico è un veleno sia a breve che a lungo termine. Se rimane a lungo termine rischia di dare dei pericoli per la salute, quindi dobbiamo essere sicurissimi che per la zona di Airolo e che per il popolo ticinese, perché poi c'è un fiume che scorre sotto comunque, non ci siano dei pericoli. In paese, voi che ci vivete, se ne parla, è un tema? Cosa dice la gente? Devo dire che non ho sentito lo scalpore che mi sarei aspettato, quindi non so quanto le persone ne sono al corrente. Ecco, ben venga comunque, quindi discutiamone quando abbiamo tutte le informazioni per discuterne. Mi auguro vivamente, non dubito, che si riesca a trovare anche una soluzione più che confacente per questa problematica. È chiaro che non smetteranno di scavare il secondo tunnel perché hanno trovato l'arsenico, quindi andrà intavolato e andranno trovate delle soluzioni. A prescindere che la salute è davanti a tutti, quindi quelle che sono le soglie permesse piuttosto che, ecco che quelle andranno poi rispettate. Al tavolo abbiamo comunque un ente federale, un ente cantonale, siamo noi come comune, ecco che la credibilità di chi è al tavolo dovrebbe avere un interesse comune. Incontriamo un esperto nella gestione di materiale inquinato. L'ipotesi di utilizzare i detriti con arsenico ad Airolo non lo preoccupa, ad una condizione. Impacchettando questo materiale è già una proposta formulata dall'Ustra e dai tecnici, dai progettisti, quindi facendo in modo che la percolazione dell'acqua superficiale, le acque meteoriche, le piogge eccetera, non vadano a dilavare nel tempo il materiale roccioso e immetterlo nei corsi d'acqua. Impacchettare il materiale, ad esempio ricoprendolo con uno strato d'argilla impermeabile. Oltre a ciò, occorrerà un controllo permanente. Analogamente a quello che è il monitoraggio di una discarica, le discariche del Canton Ticino vengono monitorate, cioè quello che esce dal fondo, diciamo il succo, parola brutta, no? Dalle discariche viene controllato, viene monitorato, viene neutralizzato, viene smaltito eccetera. La stessa cosa andrà fatta qua. Dal punto di vista tecnico la soluzione senz'altro c'è. È proprio questa una delle possibilità che Ustra ha approfondito in uno studio in fase di rifinitura. Ci sono delle ordinanze che determinano come trattare questo materiale e in base a queste ordinanze abbiamo adesso fatto uno studio di analisi del rischio per poter depositare questo materiale in alternativa al lago del Canton Uri. Questa analisi verrà poi sottoposta all'Ufficio Federale dell'Ambiente e sottoposta al Canton Ticino per approvazione. Chiaramente in parallelo procederemo anche con degli incontri con il Comune di Airolo che è toccato direttamente da questa problematica. Il rapporto dell'Ustra è molto atteso anche al Dipartimento del Territorio, che abbiamo contattato per un'intervista, ma che per il momento prende tempo. Stiamo seguendo il tema con grande attenzione. Siamo in attesa della valutazione dei rischi che sta realizzando l'Ustra. Solo dopo averla ricevuta e analizzata, il Dipartimento del Territorio potrà esprimersi sulla questione. L'arsenico nella copertura dell'autostrada d'Airolo. Con le adeguate precauzioni è una strada percorribile, dice il professor Pfeiffer. Secondo questo grande esperto, però, la soluzione ideale potrebbe essere un'altra.
Bisogna ancora approfondire la questione, ma tutta l'esperienza raccolta con questo tipo di rifiuti mostra che l'acqua gioca un ruolo centrale. Se il materiale viene sommerso, è molto stabile. Se invece viene sotterrato, un po' di acqua superficiale filtra sempre e con essa l'ossigeno, che ossida l'arsenopirite. Così si accelera la decomposizione dei minerali d'arsenico e alla lunga i rischi di contaminazione aumentano. In un caso non c'è praticamente ossigeno, nell'altro sì. A mio parere fa una grande differenza. Insomma, il deposito del materiale sul fondo del lago dei Quattro Cantoni sarebbe una soluzione più adatta rispetto alla copertura autostradale di Airolo. Al momento però la questione non si pone, Uri non ne vuole sapere. E così il materiale con arsenico resta ad Airolo, in attesa di conoscere il suo destino.